conosce Cagliari, si mette a polemizzare con Casini o con Segni, Perfetto. che niente hanno a che vedere con questa partita elettorale. E ora entriamo nel merito del programma, che insomma è la cosa forse più importante per capire chi scegliere tra Zedda e Fantola. Zedda, partiamo dall'urbanistica. C'è spazio a Cagliari per nuove volumetrie, secondo lei? C'è spazio per case per giovani e giovani coppie. Io, come consigliere regionale, ho visto il piano casa 1, il piano casa 2, il piano casa 3, tante proposte, i finti piani casa alla fine del centrodestra regionale per dare case ai cittadini cagliaritani, ai giovani, alle giovani coppie. Alla fine di casa non è stata creata neanche una, soprattutto di case, come dire, abbordabili dal punto di vista dei prezzi. I prezzi a Cagliari sono esorbitanti. Cagliari perde 20.000 giovani, miei coetanei, che vanno a vivere nell'Interland con ulteriori problemi di trasporti, di collegamenti per raggiungere la città, perché comunque sono cittadini cagliaritani. Credo che il primo punto per affrontare il tema dell'urbanistica sia quello di riqualificare il patrimonio pubblico e privato esistente. Abbiamo scritto nel programma che vorremmo restituire ai cittadini cagliaritani una casa, locali commerciali nei piani terreno di questi immobili e anche luoghi dove i giovani professionisti possono mettere su lavoro per crearne altro e per produrre innovazione, soprattutto sul campo dell'innovazione tecnologica ed energetica. Bene, in questa direzione abbiamo un comune che ha il patrimonio pubblico di immobili tra i maggiori in Italia, ai quali si sommano i beni militari in fase di dismissione, recuperare, riqualificare sia quel patrimonio, l'istituto Riva che in piazza Garibaldi è in stato di abbandono, il palazzo Caide in piazza del Carmine che è in stato di abbandono e di degrado, gli altri palazzi e gli altri luoghi per delle servitù militari, restituirli alla città con un piano di intervento in quella direzione per creare anche buona edilizia e far lavorare le imprese edili della città. Grazie Zedda. Fantola, urbanistica, c'è spazio per nuove volumetrie a Cagliari? Le volumetrie ne abbiamo un'infinità. Abbiamo fatto uno studio dall'università, l'hanno fatto con alcuni miei colleghi. Noi abbiamo 600.000 metri cubi di volumetrie del demanio. Vorrei elencare naturalmente a voi ma ai telespettatori, che vanno dalla caserma Eder ai palazzi di Buoncamino, che vanno dall'ospedale militare sino al Monte Urpino, che comprendono il carcere di Buoncamino, che a dicembre verrà spostato, che riguardano anche spazi che riguardano l'università. Cioè c'è tutta una Cagliari da ridisegnare e fare in modo che queste volumetrie, una volta di cui ne avremo in possesso, compresa tra l'altro la manifattura tabacchi, che la Regione non ci ha ancora dato in possesso al Comune di Cagliari, ed è una cosa gravissima secondo me, c'è la necessità di ridisegnare Cagliari. In questo progetto io ho un'idea di Cagliari molto proiettata verso un turismo e quindi io penso che alcuni di questi immobili una gran parte di questi immobili devono essere proiettati al turismo, ma è chiaro che il social housing, se dobbiamo farlo, abbiamo possibilità di realizzarlo per far Scusi venire... Fantola, cos'è il social housing? È un accordo pubblico-privato per poter dare ai giovani coppie cagliaritane, ma tutto il ceto medio, un'abitazione a basso costo a Cagliari. In due parole. Ma credo che non sia solo questa l'opportunità di realizzare zone verdi, aree verdi. Dobbiamo fermare Fantola. Macchina comunale, burocrazia, Zedda, che fare? Sì, a me fa piacere che il senatore Fantola sia d'accordo con il nostro programma, però ricordo che loro, avendo governato, avrebbero potuto, come dire, migliorare l'urbanistica in città. Ne avevano i mezzi, avevano la possibilità, hanno governato per 20 anni. L'urbanistica a Cagliari ha una serie di problemi, l'hanno segnalato persino i settori di Confindustria che operano in quel settore. Il problema è che il Comune non è dotato degli strumenti urbanistici, non ha il PUC adeguato al PPR, non ha il piano regolatore del centro storico, il piano particolareggiato del centro storico, non ha il piano di utilizzo dei laterali, non ha il piano del colore, insomma non ha la regolamentazione che consente poi al Comune di dare la possibilità di realizzare o di riqualificare, di recuperare, non dà la possibilità agli uffici di avere regole certe all'interno delle quali muoversi. Il tema è la pubblica amministrazione cosa deve fare? Deve essere trasparente, efficiente, noi l'abbiamo messo quale primo punto del programma.
per essere seri, perché ci si candida poi e si viene eletti e si governa una macchina pubblica amministrativa complessa. Allora, trasparenza, efficienza, capacità di risposta in tempi brevi della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, del mondo dell'impresa, del commercio e dell'artigianato, in modo tale da mettere nelle condizioni questi settori di creare opportunità di lavoro. Dalla riqualificazione dei marciapiedi, delle strade, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi ciclabili e quant'altro, tutto ciò che serva per mettere un comune nelle condizioni di svolgere un servizio per i cittadini. Allora, Fantola, macchina comunale, burocrazia, lei cosa farebbe? Guardi, io parto da un presupposto. Ho un progetto per cambiare l'identità economica di Cagliari, puntando su alcuni settori, nuove tecnologie e turismo, cultura. Mi fermo qui. Per fare questo abbiamo la necessità di un comune che sia in grado di creare le condizioni per cui tutto questo avvenga, e questo non è roba da poco. Quindi serve un comune, innanzitutto, che io chiamo comune impresa, che innanzitutto, in mancanza di risorse pubbliche, perché saranno sempre meno, e quindi voglio capire come si possono fare le cose, vada nel mercato e acchiappi risorse e aziende. Serve un comune che abbia il consenso, che il consenso è una cosa difficile da ottenere, soprattutto quando si fanno grandi cambiamenti, e il consenso vuol dire trasparenza, vuol dire comunicare quotidianamente, ma serve un comune efficiente, manageriale. Perché sia manageriale il comune, serve un comune in cui la variabile tempo non sia una variabile indipendente, ma sia una variabile economica. Questo non succede nella gran parte dei comuni d'Italia e non succede nemmeno a Cagliari. L'esempio per tutti, l'ufficio dell'edilizia privata a Cagliari. È chiaro che lì bisogna intervenire nel pregresso, dotando di strutture di questi uffici, ma anche coinvolgendo il privato. Se io nel momento in cui divento sindaco, io coinvolgo il privato e do ai privati la capacità di preparare le pratiche e svolgere le pratiche fuori dall'ufficio del comune. Ma serve anche un'informatizzazione, non possiamo stare senza un archivio informatizzato. Grazie Fantola. Ci sono una cinquantina di amici a sostegno bipartisan dei due candidati che io ringrazio perché stanno seguendo con grande attenzione e senza rumoreggiare il nostro dibattito. I temi dell'economia, Zedda, ne abbiamo sentito parlare tanto in questa campagna elettorale. Il turismo può essere davvero il vero motore di questa città, e in che modo? Il turismo è uno degli elementi. Io ho lavorato per tanti anni nelle aziende di famiglia che si occupano del settore, che operano nel settore alberghiero, della ristorazione, quindi hanno un diretto rapporto con i turisti. Il problema è che non si può vivere di solo turismo. Il tema vero è come attirare nuovi flussi turistici per incrementare il turismo già esistente e mettere nelle condizioni i turisti di poter essere affascinati dalla città, una città che ha delle bellezze ambientali, paesaggistiche, il mare, gli stagni, le lagune, che sono i complessi più belli inseriti nel Mediterraneo. Tra le città europee, ad esempio, non c'è una città che possa vantare un insieme di mare, specchi d'acqua e ambiente come la città di Cagliari, insieme a cultura, riqualificazione del centro storico, che è molto bello, ma deve essere dotato di ulteriori servizi. Perché si parla tanto delle navi crociera, il nostro problema è come fornire a quei turisti un'immagine della città tanto bella da poter essere convinti a ritornare in città per altri giorni con la propria famiglia in un altro periodo dell'anno, cioè come allungare la stagione turistica. Poi ci sono tanti tipi di turismo, parlare di turismo in termini generali non aiuta. C'è un turismo che riguarda i congressi, cioè il turismo congressuale che viaggia in base a dove vengono realizzati i congressi, organizzati i congressi. C'è un turismo che viaggia persino per l'organizzazione di eventi di spettacolo, di cultura e quant'altro. C'è il tema di come pubblicizzare la città di Cagliari nelle capitali europee, dove bisogna far conoscere la città di Cagliari e la regione Sardegna ai cittadini di altre capitali europee, perché vengano e visitino la città di Cagliari. Informazione di servizio: se gli ospiti sono d'accordo, visto che il tempo sta volando, io ridurrei a 60 secondi le risposte. Siete d'accordo? Così tocchiamo 60 secondi, però lei ha ancora 100 secondi.
i temi dell'economia, il turismo può essere davvero il motore di sviluppo di questa città? Dai, partiamo dalla considerazione che sappiamo tutti, la nostra economia fa acqua da tutte le parti, perché non regge più Cagliari cervello di un sistema industriale come è stato per tanti anni, perché il sistema industriale si sta sfarinando. Bisogna puntare su altro. Io punto sul turismo, non solo sul turismo, ma sul sistema al turismo, perché il sistema turismo alimenta una filiera in cui ci sono tante attività, dal commercio all'artigianato, alla stessa agricoltura con l'enogastronomia, con la piccola e media industria, i servizi. Io punto molto sul turismo. È chiaro che sul turismo bisogna fare tanti ragionamenti. Bisogna fare di Cagliari una moderna città turistica, e io continuo a ripetere, non può esistere una moderna città turistica con un solo albergo sul mare, perché ci stiamo prendendo in giro. Non voglio aumentare di 1 metro cubo la cubatura su Cagliari, però non voglio consumare 1 centimetro quadro, ma voglio che alcune cubature, volumetrie turistiche, volumetrie che ci sono a Cagliari, siano trasformate in volumetrie turistiche. E poi bisogna portare i turisti a Cagliari. Io ho preparato quello che sarà la mia prima delibera, una delibera per portare 100.000 turisti residenti per 3 giorni a Cagliari nella nostra città, attraverso un accordo con la Sogair e accordi commerciali con le compagnie low cost. Sa cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni turista che viene a Cagliari, risiede a Cagliari, lascia sul territorio da 80 a 100 euro. Vuol dire che se riusciamo a portare 100.000 turisti abbiamo su Cagliari un indotto di 40 milioni di euro, un vero piano di sviluppo per l'occupazione e per il lavoro. Allora facciamo così, anticipiamo, se la nostra regista è d'accordo, la pubblicità, così programmiamo nel blocco successivo interventi da 60 secondi, vi aspettiamo su Monitor, stiamo conoscendo meglio i candidati alla carica di sindaco di Cagliari e soprattutto il loro programma. State su Videolina. Allora, speciale elezioni, seconda parte del faccia a faccia tra Massimo Zedda e Massimo Fantola. Finalmente sono nella telecamera giusta, adesso me l'hanno detto qual era. 60 secondi di countdown per i nostri ospiti che dovranno essere rapidissimi. Parliamo di traffico interno, Zedda, ed ingressi nella città. Sono 180.000 le auto e i veicoli che ogni giorno entrano a Cagliari. Come si può risolvere questo problema unitamente ai parcheggi? So che 60 secondi sono pochi, ma ci proviamo. Innanzitutto il progetto che noi abbiamo già presentato nella precedente esperienza di governo è quello della metropolitana leggera. Il collegamento attraverso un sistema intermodale di trasporto legato alla metropolitana leggera, che deve collegare Piazza Repubblica a Piazza Matteotti sull'asse di collegamento verso l'uscita verso la 131, in modo tale da raggiungere i paesi dell'Interland, le cittadine ormai dell'Interland, e sull'altro versante da Piazza Matteotti verso il Poetto e Quartu, per collegare le due maggiori città. Il problema nostro dei trasporti a Cagliari è 200.000 veicoli ingresso giorno in città, perché tanti cittadini si sono spostati e sono andati a vivere nel resto dell'Interland, e tanti cagliaritani ovviamente si spostano nella città, e allora il sistema dei trasporti pubblici, quando la benzina raggiunge 1,60 € al litro, è uno dei sistemi per aiutare le famiglie, i giovani studenti universitari a percorrere la città in modo sereno con i mezzi pubblici. Ci siamo quasi riusciti. Stessa domanda per Massimo Fantola. Punto 1. Bisogna certamente ripartire diversamente la mobilità tra mezzo collettivo e mezzo individuale, favorendo il mezzo collettivo. Servono infrastrutture, lo dirò, ma serve l'esempio. Il sindaco di Cagliari deve essere d'esempio. Non è possibile che il sindaco di Cagliari chieda ai cittadini cagliaritani di usare il mezzo pubblico e lui se ne gira in macchina. Io prendo l'impegno di usare il pullman tutti i giorni, perlomeno nel spostamento casa-lavoro, perché questo deve essere un'indicazione e un esempio per tutti i cagliaritani. Per quanto riguarda invece il tema delle infrastrutture, io credo che siano 4 le infrastrutture importanti da fare a Cagliari, e sono quelle comprese nell'intesa generale quadro: il tunnel sotto via Roma, la metropolitana di superficie, l'intersezione tra l'asse mediano e le strade statali, e mettere in sicurezza la 554 di Milano, i vincoli a raso. Perfetto.